Il tema del triennio rivoluzionario sardo è inesauribile. In quegli anni di fine Settecento si forma l'immagine della Sardegna moderna. Noi abbiamo chiamato a discuterne due studiosi: Federico Francioni, che ha dedicato diversi saggi all'argomento, e il nostro amico e compaesano Salvatore Cubeddu, che gentilmente si è prestato a sostituire Francesco Casula, che si rammarica di non poter essere venuto per alcuni problemi sopraggiunti all'ultimo. Abbiamo voluto legare la rievocazione di quella vicenda alla poesia e alla musica. Uno dei testi più importanti della poesia sarda è l'inno scritto da Francesco Ignazio Mannu, un testo di quegli anni, allora diventato inno ufficiale della Sardegna. Noi ve lo proporremo nell'interpretazione tradizionale in cui eccelle Su contratto de Seneghe di Antonio Maria Cubatta, e in un nuovo adattamento che abbiamo chiesto di scrivere e preparare per voi al maestro Antonio Lotta, che tutti conosciamo. Eseguirà questa originale interpretazione insieme al coro Montiferru, una realtà musicale seneghese che ha pochi anni di vita, ma è in crescita costante per bravura e competenza artistica. Ed è proprio al coro Montiferru che chiedo di salire sul palco per aprire col canto questo appuntamento. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Mentre il coro, i miei amici salgono sul palco, è doveroso da parte mia, a nome dell'Associazione Culturale Monteferru, rivolgere innanzitutto un ringraziamento al dottor Mario Cubeddu e all'associazione che presiede, per da suonatore, per averci dato appunto questa possibilità. Stasera ci presentiamo con tre brani: Baronessa di Lania di Ignazio Mannu, le parole, ma la musica è rivista dal nostro maestro Antonio Lotta. Poi faremo una canzone che l'anno scorso, no, anzi 2 anni fa, abbiamo presentato all'inizio di Capodanno de sos Poetas. Le parole sono di Dante e la musica invece è sempre del nostro maestro Antonio Lotta, e si chiama A me su dritto in sardo, nel mezzo al cammino di nostra vita. Terzo brano che eseguiremo, la canzone del maestro Lotta, sempre molto molto famosa, ed è Ninnia. Grazie a tutti, buon ascolto. Procurate moderare, baronessa di Lania, che si dopo vita mia, ora lei sapete in terra. Procurate moderare, baronessa di Lania, che si dopo vita mia, ora lei sapete in terra. Declarate già sta guerra contro questa prepotenza, e comincia sa vassenza di scrupula a mancare. Procurate moderare, baronessa di Lania, chi si non provvida mia, torna le sapere in terra. Mirate che sta accendendo contro le poi suppongo, mirate chi noi gioco, chi stiamo andare bene. Procurate moderare, baronessa di Lania, chi si non provvida mia, torna le sapere in terra. Mirate chi sta
in terra. Dici che l'ansia è cansato e non debole più, mi ramenta fondi solo, sembra tu che la vetrà. Procurare moderare, baronessa di Rannia, il sino provvida mia, torna de sapere in terra. Procurare moderare, baronessa di Rannia, il sino provvida mia, torna de sapere in terra. Procurare moderare, baronessa di Rannia, chi si non provvida mia, torna resa per in terra. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era ai quando a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la fuga de que sabida me tu Elio miso in dona obiscura caio lasciato sul culo
ius litteras de juventud, lenas alleadu, unuviore biancunie, unuviore alleadu, e han cantado una mia. Istimado es un fiore ammontado da una nube, ha sognado fino a canto in verano ad adorare umbra antica del suo sole, anche il caldo risalire, invece proischidare uno viole biancunie. Istimado es su viole ammontado da una nube, ha sognado fino al canto in verano ad adorare umbra antica del suo sole, anche il caldo in salire, invece proischidare uno fiore biancunie, invece proischidare uno fiore biancunie. Buonasera a tutti. Quel canto, procurate moderare, lo potete sentire arrivare da quella strada come lo sentirono per la prima volta i senighesi, un canto che per la prima volta si cantava in Sardegna il 7 giugno, era un martedì, era una mattina, quando la cavalleria guidata da Gianmaria Angioi scendeva da Santo Lussurgiu, era passata Bonarcado e attraverso Seneghe avrebbe raggiunto Narbolia per arrivare a Oristano il pomeriggio di quel martedì 7 giugno 1796. Passò proprio qui. C'erano i cavalli da abbeverare, c'erano gli uomini che andavano a piedi anche, che dovevano dissetarsi. Lo vedete al centro di quel rosone.
lì c'è un pozzo, il pozzo nuragico del Nuraghe dove c'era la chiesa, un enorme pozzo foderato in pietra che si chiamava Puzzumannu. Lì c'è scritto Parza Mannu, che non è il cognome di una persona illustre. Ci sono persone illustri, c'è un illustre storico Mannu, ma a Seneghe non indica questo. Prima che si chiamasse Parza de Soballoso, perché nel frattempo questa piazza è diventata Piazza dei Balli, ma è diventata Piazza dei Balli dopo la chiusura del pozzo e quando nella Piazza dei Balli, che era laggiù, è stata costruita la scuola elementare, il pozzo fu coperto, ma ancora c'è. E quindi voi dovete vedere che questo enorme corteo che veniva da Sassari e che andava alla guerra contro Cagliari, che vedeva alla guida Gio Maria Angioi, l'alternos, il rappresentante del viceré, che andava a combattere il vero viceré che stava a Cagliari. Ma cos'era successo a Sassari? C'erano i sardi in rivolta e avevano trovato un loro capo e avevano trovato i capi e avevano trovato una guida e avevano trovato un loro inno. Procurate del moderare, barone sa tirannia, chi si no profita mia andate a in terra, declarata esa guerra contra de sa prepotenzia, incomminza sa vassenzia, in su popolo a mancare. Sono 47 strofe, sono lunghissime e c'è raccontato da parte di un poeta che era un magistrato, una persona fine, una persona istruita, di Ozieri, ma che operava a Cagliari e che descrive la situazione feudale della Sardegna contro in cui si sta accendendo contro dei boi su vogu. Mirate chi noi zogu, chi sa scoso andanta veras, mirate chi sa saeras minettana temporada, gente consizzata a mare, iscurtate saughe mia. Io sono qui per parlarvi di queste cose, ma non sono io l'esperto che doveva essere qui stasera. Sono di riserva perché il titolare non è potuto essere qui. E quindi farò delle domande all'esperto, che è Federico Francioni. Permettetemi un accento personale, così come le due che ci hanno preceduto, le due poetesse. Ecco, io non sono il suo psicanalista, ma anche a lui mi lega un racconto antico, perché io non conoscevo la storia. Questa storia che vi racconteremo stasera, noi sardi non la conosciamo, o almeno la conosciamo da poco, da quando abbiamo fatto Sardina e Sardegna, quando abbiamo fatto su questi anni, su questa vicenda, di cui vi diremo questa bellissima storia del 28 aprile 1794, io non la conoscevo, avevo finito i miei studi, lavoravo già a Cagliari e chi me la spiegò? Me la spiegò nel 1978 Federico Francioni, che oggi la ripeterà a me e la ripeterà a voi, perché lui allora, neanche trentenne, veniva da Sassari a Cagliari a vedere le carte scritte allora, quei volantini, quei documenti, quelle sintesi di riunioni, quei discorsi, quelle poesie che sono negli archivi che studiano gli storici. E a lui eravamo d'estate, eravamo nel luglio, c'era caldo, la sera veniva a casa, ci mettevamo in due amache in terrazzo e io gli ponevo delle domande così come tutti impariamo la storia. A casa nostra la storia è la scienza più semplice, è quello che i bambini, sono le domande che i bambini pongono al nonno. Cosa è successo? Cosa c'era prima di me? Cosa c'era prima di te? E il nonno racconta
Se voi chiedete a dei figli il racconto della loro famiglia o del padre, noterete che ciascuno la racconta in termini un po' diversa, perché ciascuno di noi, quando vede la storia, la vede da un certo punto di vista. La storia è una materia grande ma anche pericolosa, è la più politica di tutte le scienze, perché è la narrazione dei fatti e la narrazione non coincide mai coi fatti. Quindi è una scienza politica, è una scienza che chi comanda, specialmente se non è di quella terra, non vuole che quei cittadini la conoscono. Un pastore protestante che era il cappellano militare in questi anni, se parliamo del 1780-1790, un certo Giuseppe Fuos, che seguiva le guardie svizzere al servizio del re di Sardegna, non è mica solo il Papa che aveva le guardie svizzere. Gli svizzeri hanno fatto sempre i soldati per conto d'altri, vivono in mezzo alle montagne, non avevano di che mangiare. Noi ora andiamo in Svizzera, ma un tempo gli svizzeri erano diffusi in tutta Europa per fare i soldati dei reggimenti, dei vari poteri, soldati pagati, professionisti. Ecco, questo cappellano militare, un pastore protestante, scrive a un suo amico tedesco dicendo: gli spagnoli hanno bruciato i 2 libri che parlavano della storia della Sardegna. Il libro, il cui principale era il libro del Vico. Questo di impedire di conoscere la storia è un certo modo di comandare un popolo che non conosce la propria storia e che perde la propria lingua è più facile da guidare. Vedete che anch'io vi sto presentando un mio modo di vedere le cose, è un po' impossibile non farlo, tanto vale metterlo in chiaro. Noi siamo dei patrioti sardi e vi raccontiamo la storia della nostra terra, la storia del nostro popolo, e cerchiamo di dirlo dicendo le ragioni nostre e le ragioni di chi comandava allora in Sardegna. Chi comandava allora in Sardegna? Prima di tutto, grazie a Cuntotto Zugoro, a Salvatore Cubeddu, a Boreddu, per queste cose che hanno dato, ma mescamente grazie a Cuntotto Zugoro, a Mario Cubeddu, che oramai sono 2-3 anni che ammanizza da culto capitano del Sol Poetas. No, è un onore e un piacere per me essere in Oghe, in Seneghe e in su Montiferro Amato, che è un luogo di spirito, di anima per me. Uno pago in saldo, uno pago in italiano, in maniera che tutti possano comprendere se è una difficoltà. No, innanzitutto, senza, badate bene, particolare vis polemica, visto che abbiamo sentito questa bella versione di Procurate moderare baronesa tirannia, non è che ci sia una interpretazione, badate bene, univoca, perché tempo fa, permettimi Salvatore, sulla prima pagina dell'Unione Sarda compariva un articolo di un autorevole medievista dell'Università di Cagliari, Francesco Cesare Casula, che conoscete. Il titolo in prima pagina dell'Unione recitava così: un inno di servi. Testuale, un inno di servi. Ora abbiamo sentito l'inno, Salvatore ha ripreso alcuni versi, ma guerra, guerra sos oppressores, cuscio so tiranno so minores, tirannelle da strapazzo, è preciso umiliare, è necessario umiliare, no? E beh, insomma, questo sarebbe un inno di servi, e anche l'esordio procurate moderare, che è minaccioso, insomma. C'era il rischio durante le lotte antiassolutistiche e antifeudali del triennio rivoluzionario sardo 1793-96 di perdere la testa, di finire, di avere la testa troncata, di finire in prigione, di finire in esilio,
come è successo ad Angioi, come è successo ai suoi compagni di lotta. Quindi insomma un inno di Servi, a mio avviso, non lo dico con particolare polemica, ripeto, è veramente da respingere, perché è un inno di lotta, è l'inno nazionale sardo. Il potere era nelle mani di un governo assoluto, no? Il governo sabaudo, il governo piemontese, ma qui entriamo ancora una volta nel dibattito storiografico, nel vivo di interpretazioni diverse, contrastanti, di polemiche. Si è parlato di riformismo sabaudo, dei Savoia, si è parlato di riformismo senza riforme, si è parlato di riformismo che non rinnova, no? Nel Settecento la Sardegna sotto i Savoia. Ma teniamo presente una cosa, che nel 1793, quando inizia il triennio rivoluzionario sardo, entriamo in una fase completamente nuova, cioè l'approssimarsi della flotta francese, dell'ammiraglio Jean-François Drouet alla Sardegna, insomma, crea una situazione completamente nuova. Pensiamo a un nobile di Sassari, Giovanni Battista Cuggia, il quale si preoccupa, no? Si preoccupa per i propri privilegi, si preoccupa per il ceto sociale a cui appartiene. Dice: beh, cosa fa il viceré Vincenzo Balbiano? Cioè questi ceti dirigenti si rendono conto che il governo sabaudo non è in grado di apprestare una difesa adeguata della Sardegna. Ecco, quindi 1793, la sconfitta della Francia rivoluzionaria, la sconfitta della flotta dell'ammiraglio Drouet. Ricordiamo ancora che Napoleone Bonaparte comincia la sua sfolgorante carriera con una sconfitta nelle cosiddette isole intermedie, perché c'è il tentativo di attacco a Santo Stefano. E beh, insomma, siamo ad una svolta, no? Siamo ad una svolta, però sarebbe molto sbagliato, sarebbe errato considerare per la vittoria sui francesi il 1793, come è stato fatto, un anno vandeano, cioè la Vandea, no? La regione controrivoluzionaria per eccellenza della Francia, no? Cioè la Sardegna non vuole i francesi, la Sardegna è stata vandeana. Questa categoria non va bene, perché il 1793 è l'anno della prima grande ondata di rivolte antifeudali, e poi non mancavano in Sardegna i gruppi già che guardavano con simpatia alle idee della Francia rivoluzionaria. Matteo Gelzonare no, pro la faghere curza, no? Chi va una onda longa meda, chi passi da esa seconda meidade de susseschentoso e arriva da finza su 1793-96, cioè c'è un'onda lunga che parte dalla seconda metà del 600 e arriva al 1793-96. Te succede di esa seconda meidade de susseschentoso, no? Incominciano a comparere sal primas a cuntierras, no? Le prime proteste de esas comunidades nostras contra sos feudatarios, contra sos arrendadores e gli appaltatori delle rendite feudali, contra sul tributo feudale, tributi che gravavano sulla pastorizia, sull'agricoltura, anche sugli alveari, sulle api, no? Ecco, sull'allevamento delle api. Compaiono le prime proteste e noi si ide questa cosa, questo fenomeno in sos documentos de sos istamentos, gli istamenti, il Parlamento sardo antico, il Parlamento sardo di antico regime, no?
Ecco, negli atti degli stamenti bisogna ricordare che il Consiglio regionale sta pubblicando, no? ha pubblicato e sta pubblicando gli atti dell'antico Parlamento sardo, no? Ci sono questi documenti delle comunità rurali che dicono, che usano il termine tirannia, tiranno, ecco, le prime critiche ai tributi feudali. Cosa succede? Addirittura le comunità rurali chiedono di avere posto e seggio nel Parlamento, che era un Parlamento tricuriale. Pensate agli Stati Generali di Francia, nobiltà, clero e terzo Stato, no? Negli stamenti, gli stamenti erano rappresentati da 3 stamenti, 3 camere, una camera un appusentu comprendia da sos nobiles, sos cavallierisi, sos feudatarios, no? Stamento militare. Lo stamento ecclesiastico, il stamento comprendia da piscamos o archipiscamos o abades, no? Homines de sacrisia, no? E appustisi su stamento reale, sistamentu desa 7 cittades regias, no? Casteldusaldù, Tattari, Zalighera, Posa, Iglesias, Aristanisi, Castello, no? Sos síndicos e sos procuradores desa 7 cittades regias. E quindi pensate, queste comunità dicono: noi vogliamo posto e seggio negli stamenti, nell'antico Parlamento sardo. Cioè c'è già negli anni 80 del 600 questa richiesta, che è veramente notevole. Per questo termine tirannia, questa parola tirannia vidimus us influenzia des antichitade classica, des antichitade grega, romana, no? Contro la tirannia, no? Quindi este un'unda longa meda che vascidi da seconda metade de sus esquentos contra so dominadores, no? Contra su governo sabaudo. Questo governo sabaudo aveva profondamente disilluso gli stessi ceti dominanti. Dice: ma come, il viceré di allora, Vincenzo Balbiano, che poi è il più illustre dei cacciati, il 28 aprile 1794, che è diventato Osadie della Sardegna, non è in grado di approntare una difesa? Ma il governo sabaudo è spaventato dal fatto che nobili, clero e non solo si vogliono mobilitare contro la flotta francese. Allo stesso tempo, ripeto, e qui chiudono la Genzofagere Curza, sarebbe sbagliato considerare il 1793 come una Vandea, perché ecco, qui dobbiamo liberarci, scusate, di questo paradigma che ci è stato imposto per decenni: la Sardegna arretrata, la Sardegna arcaica, la Sardegna isolata è tagliata fuori da tutto. Ma non è assolutamente vero, perché ci sono documenti, ci sono ricerche, no? L'illuminismo, le idee dell'illuminismo si sono diffuse in Sardegna. La sola biblioteca dei fratelli Simon di Alghero era costituita da migliaia di volumi. Voltaire era conosciuto, da Torino a un certo punto parte una lettera: se arriva in Sardegna il libro dell'abate Rainal, che aveva scritto con Denis Diderot, no, quello dell'Encyclopédie, una delle più dure condanne del colonialismo, particolarmente del colonialismo spagnolo, no, in America, appena arriva questo libro distruggetelo, fatelo sparire, no? E quindi le idee circolavano. La Sardegna è stata a intro del surri umano della storia, non a foras. Ma pensate, anche per quanto riguarda le idee della rivoluzione francese, a un certo punto al cognato di Angiovi, Onorato Cortese, arriva questa lettera di Filippo Buonarroti, discendente del grande Michelangelo, uno dei più grandi agitatori poi nell'Ottocento contro la Santa Alleanza, no? Amico di Robespierre, più che altro era amico del fratello di Massimiliano, di Augustin Robespierre. Sapete cosa dice in questa lettera? Libertà, uguaglianza, virtù, periscano tutti i tiranni. Insomma, e poi ci dicono che la Sardegna è stata tagliata fuori da tutto, dite voi. Ma questo è un discorso che oggi
Questo che la Sardegna sia stata tagliata, che non è entrata nella storia, oggi abbiamo avuto, era di mattina, e gran parte di noi lavorava, abbiamo avuto un esempio straordinario che dovrebbe cambiare l'insegnamento della storia non solo nelle nostre scuole sarde, ma un po' dappertutto. È uscito alcuni mesi fa, e c'era l'autore oggi, un libro di 800 pagine sugli Sciardana, che dimostra come i sardi combattevano con i faraoni e per i faraoni egiziani a iniziare dal 1600 a.C., che 250.000 sardi avevano avuto 200.000 ettari nelle valli del Nilo e che poi, mettendosi a capo dei popoli del mare, hanno invaso l'est del Mediterraneo e hanno distrutto la civiltà micenea, cioè quella civiltà che noi studiamo nella guerra di Troia. La guerra di Troia è stata guidata, secondo Omero, da Agamennone. E con Agamennone c'era il re di Micene. E quella civiltà è scomparsa coi popoli del mare. Quei popoli del mare erano guidati dagli Sciardana, che prima erano stati al servizio degli egiziani, che poi avevano rotto con gli egiziani e insieme ai libici, insieme ai siculi, insieme ai tirreni, erano andati a conquistarli. Quindi questa vicenda che la Sardegna si è mossa non è solo nella modernità, nell'antichità. Il problema della Sardegna è casomai che è stata grande molto tempo fa, e tutti questi nuraghi che ci sono intorno è la spiegazione. Bisognerà pur spiegare perché erano così tanti e cosa ci facevano in così tanti 10.000 nuraghi in Sardegna se non avevano una politica nel Mediterraneo grandiosa. Ma qui stiamo parlando della Sardegna rivoluzionaria. La situazione si può riassumere in maniera semplice. C'erano dei malumori già in Sardegna nel fine Settecento che trovano un coagulo, come in tutta l'Europa, nelle idee nate nella Rivoluzione francese. Il 14 luglio 1789 il popolo di Parigi dà l'assalto alla Bastiglia e da lì inizia un percorso. Gli eventi si succedono uno dietro l'altro. A un certo punto il direttorio che guida la Francia decide di fare la guerra al Piemonte e attacca sia la Savoia che Nizza. Mentre succedono questi fatti, in Sardegna ci si preoccupa che nell'attacco al Regno di Sardegna, perché Nizza e Savoia erano all'interno del Regno di Sardegna, possano venire anche una flotta in Sardegna. Il viceré dice di no, la nobiltà erano, nello stamento militare c'erano circa 500 nobili. Quando fu convocata nel 1793 c'era anche un seneghese tra questi 500, o aveva titolo ad andarci, che era Don Carchero, non mi ricordo se fosse Giovanni Battista Carchero, che era un capitano dei dragoni a Oristano, ma abitava ed era sposato a Seneghe. Ma c'erano di quasi tutti i paesi. La flotta francese arriva a dicembre del 1792 di fronte a Cagliari. Nel frattempo tutta la Sardegna si era mobilitata. A Cagliari erano arrivati 4.000 cavalieri da tutta la Sardegna per difendere la città. Abbiamo gli elenchi di queste persone, i nomi e cognomi, anche perché furono pagati e restano i registri con le ricevute. I nostri non vanno a Cagliari perché si teme che la flotta che viene da Tolone, che costeggia la Corsica e che va e che occupa l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco possa sbarcare nel Sinis. Per cui i soldati e gli uomini validi dei nostri paesi qui intorno vanno nel Sinis.
Per cui negli elenchi di Cagliari rimasti non c'è nessuno dei paesi qui intorno, mentre invece ci sono tutto il circondario di Cagliari, e poi gli elenchi arrivano fino a Bitti, fino a Nuoro, perché tutta quella parte faceva parte. Vabbè, i francesi non riescono a sbarcare all'inizio perché c'è un'opposizione, vedono tutti i cavalieri schierati lungo le spiagge, e così i nostri uomini con gli con lo sbarco in 3000 al margine rosso, cioè la parte del Poetto che sta alla fine verso Quartu, e lì cercano di penetrare e trovano l'opposizione dei reggimenti, degli 8 battaglioni schierati lì. Si spaventano. Tra di loro ci sono 700 volontari, i marsigliesi. Avete presente Allons enfants de la patrie, che si chiama la Marsigliese? Ecco, in Sardegna c'erano i marsigliesi. Si spaventano, ritornano indietro, si perdono negli stagni di Quartu, vengono assaliti dai sardi che caricano. Nel frattempo il mare si agita. Insomma, tra il 16 e il 18 febbraio 1793 chiedono di essere reimbarcati, ma tra la pressione dei nostri battaglioni che caricano, il mare in burrasca, le barche insomma, centinaia e centinaia di loro lasciano armi, cannoni, muoiono e risalgono sulle navi e ripartono per la Francia. Questo avviene tra il dicembre 1792 e il fine di febbraio 1793. Ma per riuscire in questo campo si erano mobilitati gli stamenti, cioè i 3 parlamenti sardi. Dicevo, 500 nobili, che erano i più forti, i più numerosi. C'erano 24 tra vescovi e abbati e 7 sindaci. Le città della Sardegna, diceva, erano 7 e sono rimaste 7 fino alla fine dell'Ottocento. Se voi notate, 4 sono castelli: Castello di Cagliari, Castello di Bosa, Castelsardo e Alghero. Non castelli sono solo Sassari, Iglesias e Oristano. Ma perché la nobiltà sarda, la dirigente sarda, che non era sarda perché erano stati catalano-aragonesi e spagnoli, abitava nei castelli? Perché temeva quello che è successo il 28 aprile del 1794. Lo facciamo breve. Se ne vanno i francesi, però temono che ritornino, e allora bisogna organizzarsi. Gli stamenti chiedono di fare i consigli di guerra per organizzarsi, il viceré non è d'accordo e iniziano questa continua polemica. I sardi, che hanno già messo gli stamenti, che hanno finanziato, perché questi che sono stati mobilitati per andare a Cagliari prendevano il soldo, erano soldati, cioè venivano pagati per andare lì, e quindi vescovi, clero, le città e i nobili si erano tassati per pagare le spese di questi uomini, sì, che i miliziani, quelli che poi vedete a Sant'Efisio con le casate rosse o blu, quelli sono i miliziani che avevano e che erano diffusi in tutta la Sardegna. A quel punto decidono di mandare una delegazione a Torino con 5 domande. Ecco, queste 5 domande chiediamo allo storico di che cosa si tratta e che cosa significavano i sardi che avevano battuto i francesi, che avevano salvato il regno al re che stava a Torino, che dopo questa vittoria dei sardi erano partiti messaggi in tutta Europa. Perché? Perché i francesi stavano colpendo, avevano conquistato il Belgio, vincevano dappertutto e in Sardegna erano stati cacciati via, quindi il telegramma allora non c'era, lettere del Papa, complimenti al re di Piemonte, di tutti gli altri re frustrati perché invece loro ne prendevano. I sardi decidono
vabbè, il viceré non ci ascolta, non ci vuole difendere, allora andiamo a parlare col re. Cosa andiamo a dirgli? Sì, allora appunto da parte degli stamenti di questo Parlamento di antico regime, che non era stato più riunito, no, a causa della logica dell'assolutismo sabaudo, da parte di questo Parlamento che si è autoconvocato, no, per resistere ai francesi, bisogna ricordare che anche Angioy si era dato da fare per fare sì che dall'Algoceano, dalla natia Bono, Angioy è nato a Bono nel 1751, venissero dei miliziani, no, per approntare la resistenza contro i francesi. Lo stesso Angioy si era dato da fare, ecco, e quindi a un certo punto è notevole veramente la delusione dei ceti dirigenti, dei nobili nei confronti del governo sabaudo, no? Quindi dal Parlamento autoconvocato partono le cinque domande, no? Torna una richiesta tra le altre che era stata formulata già durante la crisi del 1668, la crisi parlamentare del 1668, cioè l'esclusività delle cariche politiche, civili e militari ed ecclesiastiche, a parte la carica di viceré, ai sardi. Va bene? La creazione di una segreteria di Stato a Torino per la Sardegna, la creazione di un consiglio di Stato, ecco, erano tra le domande più qualificanti, no? Ecco, allora era re Vittorio Amedeo III, la risposta non viene data a coloro che sono stati mandati come ambasciatori a Torino, viene inviata a Cagliari, no? Saltando i rappresentanti degli stamenti del Parlamento, e insomma già nel 1793 si era verificata questa divaricazione tra la società sarda e il governo sabaudo, il governo di Torino, il governo viceregio. Insomma, a un certo punto, per quell'atteggiamento di tracotanza, di prepotenza proprio di stampo coloniale del governo di Torino e del governo viceregio, scoppia questa insurrezione, l'insurrezione di Cagliari del 28 aprile 1794, che ha un precedente molto importante nella insurrezione di Sassari del 1780. Ecco, cosa succede a Sassari nel 1780? Scoppiano questi motti per mancanza di pane, per le speculazioni che il governatore di Sassari, Claudio Alli di Maccarani, faceva con questo tipografo Piattoli, no? Ecco, scoppia questa insurrezione che porta alla cacciata del governatore Claudio Alli di Maccarani, questo nel 1780. E qui vediamo anche un ruolo molto importante degli artigiani dei greni, e questo ruolo ritorna nel 1794, quindi cacciata del governatore piemontese a Sassari nel 1780. 28 aprile 1794, insurrezione di Cagliari, no? Che porta alla cacciata del viceré Vincenzo Balbiano e di 512-514 tra impiegati, funzionari piemontesi, savoiardi e nizzardi, no? Quindi questi se ne devono, il viceré Balbiano e così come a suo tempo il governatore Claudio Alli di Maccarani, se ne devono tornare a Torino con le pive nel sacco praticamente. Ed è la giornata del 28 aprile del 1794, attenzione, va studiata e va interpretata all'interno del triennio rivoluzionario sardo, non va vista come un fatto singolo. Ecco, entrano in movimento i ceti dirigenti sardi, c'è un ruolo molto importante per esempio
degli artigiani dei gremi, no? Lo vediamo a Cagliari e lo avevamo già visto a Sassari nel 1780, ecco. Ci sono dei capi popolari, no? Ecco, io sono stato criticato perché dice tu vuoi mettere il berretto frigio a tutte della Francia rivoluzionaria, a tutte le lotte della Sardegna, però io li ho chiamati sanculotti sardi, questi artigiani dei gremi che si sono messi in movimento sia nel 1780 che nel 1794. Conosciamo i nomi, erano conciatori, erano orafi, se vogliamo erano un'elite, una crema del movimento popolare, però, no? Ecco, ed è molto importante quella presenza dei ceti popolari nel 1794 che porta alla cacciata del viceré Vincenzo Balbiano. E quindi cosa succede? Su governo de Sossardo su manco pro un certo periodo proite su podere passa da reale udienza, ite vidi sa reale udienza, la reale udienza, no? La reale udienza era il massimo organismo giudiziario sardo, una specie di corte di Cassazione di allora, Senato del Regno, quindi la reale udienza composta da soli magistrati sardi assume il governo dell'isola dopo la cacciata, e Angioi, no? Dice Giuseppe Manno, lo storico algherese, poi diventato presidente del Senato, dice era già intronizzato nel potere supremo. Ecco, qui stiamo attenti perché c'è la lotta per la memoria è implacabile, perché c'è una lotta per il controllo della memoria, no? Angioi, questa figura affascinante, no? Di docente universitario, intellettuale, giudice, imprenditore. L'amico Carlo Pillai, che ha diretto l'Archivio di Stato di Cagliari, ha dimostrato che era anche banchiere perché era un uomo ricco, no? Ecco, pensava di collegare industria e agricoltura come imprenditore Angioi, coltivando il cotone e poi un'erba tintoria come l'indaco per fabbricare guanti, berretti, coperte, calze, no? Ecco, quindi era un uomo veramente che aveva recepito tanti stimoli dalla cultura europea del suo tempo, no? E quindi ecco la figura di Angioi balza in primo piano. Attenzione che l'amico Luciano Carta, studioso veramente molto rigoroso, ha detto, attenzione, che Giuseppe Manno, che rimane pur sempre il massimo storico sardo, è l'antenato di tutti i denigratori di Angioi e del triennio rivoluzionario sardo. E Giuseppe Manno, per scrivere la storia di Sardegna, utilizza la storia dei torbidi occorsi nel regno di Sardegna, che è un manoscritto controrivoluzionario che abbiamo pubblicato, l'ho pubblicato io in parte, l'ha pubblicato Luciano Carta, e Manno usa questa fonte comunque interessante di parte controrivoluzionaria senza citarlo. Manno è l'antenato dei denigratori del triennio rivoluzionario sardo, di questo enorme patrimonio, proite in donzi manera su triennio rivoluzionario sardo è bossata più manna da un punto di vista sociale, politico, che sa Sardegna ha mai conosciuto. A un certo momento salbida sa comunità se leana sa armas, bisogna preidere sul rettore Muroni de Bonolfa che decide di leare Sasarma, con Sasarma in mano andano all'attacco del sol feudatario, si ricorda del parroco Muroni che dice facciamola vedere noi a questi tiranni di feudatari, no, era un sacerdote, e altri sacerdoti si schierano dalla parte delle lotte antifeudali, Sanna Corda di Torralba, Secchi Bologna fia surrettore di Figulinas, no, di Florinas. No, a proposito di sacerdoti, noi a Seneghe abbiamo un importantissimo sacerdote che era amicissimo di Angioi,
e che quella sera, quella giornata del 28 aprile 1794, non so se avete presente cosa è successo, in 2 parole. Cagliari era divisa in 4 paesi, i quartieri erano circondati di mura e tra un quartiere e l'altro si passava attraverso una porta difesa dai soldati che veniva chiusa di notte e per cui non si poteva passare da un quartiere all'altro, salvo una volta, in occasione della festa di Sant'Efisio. Cioè, quando Sant'Efisio tornava la notte del 4 maggio dalla processione, da Nora, e bisognava di notte aprire le porte per far entrare Sant'Efisio e far arrivare le persone dei quartieri a Stampace. Per giocare d'anticipo, siccome c'era forte nervosismo a Cagliari e il viceré lo sapeva, gioca d'anticipo e una settimana prima manda ad arrestare, una serie di soldati, un gruppo di soldati ad arrestare degli avvocati che credeva, che lui giudicava a capo della congiura. E a capo della congiura erano, perché non appena arrestati insorge la città, cominciano a suonare le campane di Stampace, rispondono quelle di Marina, poi quelli di Villanova e danno fuoco alle porte, mettono delle fascine per cui da Stampace invadono Marina e insieme salgono verso il castello, tutto questo popolo. Ci sono fatti incredibili. L'ultima porta... Se ti interrompo, è stato fatto il calcolo di circa 2500 persone, artigiani dei gremi, molti giovani, proite la rivoluzione se la fagano sul giovane, mescamente, e appustisi parizzas a feminas. E che vediamo pure in salpeleas, in salbiddas contra de sul feudatario, sui nittiri tiesi, cioè c'è un ruolo nuovo delle donne. Il Settecento è stato chiamato il secolo libertino per eccellenza, ma no, non dobbiamo usare il libertino in suo sentito sul secolo femminarzo, no, femminarzo, è un secolo in cui vediamo un ruolo nuovo del femmina, ducas in castello il 28 di aprile, due mizza e passa da persone giovanos, artesanos e femminas che si sono portate in movimento, questo è importante mega. E siccome stavamo parlando, io l'ho interrotto perché dicevo della collaborazione dei parroci nel triennio rivoluzionario, l'ultima porta che, prima di entrare proprio nel castello, a un certo punto c'è i rivoltosi all'esterno e i soldati all'interno. Com'è che c'è uno stupore generale? Che dal seminario lì vicino i seminaristi cominciano a lanciare pietre, che erano quindi dentro il castello, lanciano pietre contro i soldati e a favore del popolo in rivolta, che sfonda anche quello. Lì vicino c'era una prigione, liberano dei galeotti, gli fanno tirare verso l'alto un cannone e si dirigono verso Palazzo Vicereggio. Ci sono dei morti, interviene l'arcivescovo, fa opera di pace, ma i rivoltosi arrestano l'unico piemontese che non fu cacciato via fu l'arcivescovo, che fece opera di pacificazione. E nella notte del 28 aprile 1794 queste 2500 persone, che ovviamente erano guidate da dei capi che erano i capi popolari, arrestano i piemontesi siamo di notte e li devono imprigionare nei conventi. Cagliari era pieno di conventi, ma come riconoscere di notte chi era piemontese e chi non lo era? Come avreste fatto? Beh, lo sapete, gli chiedevano Nara Cigiri,
chi rispondeva Ciccirio, Chicchirio, arrestao, e li arrestarono, e nei giorni successivi, il giorno dopo, fu cacciato via. C'è anche nel Vespo siciliano una cosa del genere. Sì. Ecco, quindi il potere resta in mano al popolo, ma dicevo che nella classe dirigente che dirigeva e che si confrontava c'era il professor Cadello. Il professor Cadello, credo che siano le 11:30 e sia quasi ora di finire, vero? Sì. Vi dico quest'ultima cosa, poi conclude lui. Ecco, nel 1796, dopo che Angioi è andato via da Seneghe, passa a Narbolia, a Riola e arriva a Oristano ci sono dei pasticci la notte del 7, e cioè persone che accompagnavano Angioi si ubriacano, fanno casino, baldoria, non dormono, fatto sta che i cittadini oristanesi li costringono ad andarsene. E Angioi in quella notte decide di non proseguire per Cagliari con queste truppe e rientra, invece di ripassare a Seneghe fa Tramazza, Bonarcado, Sant'Ursurgiu e prende la strada per Sassari, e poi la vicenda sarà lunga e risalirà e finirà esule in Francia. Nel 1799 scrive al governo francese per indicargli la strada per portare i francesi e vincere i piemontesi, cioè vincere i feudatari. Nella lettera che scrive al governo francese gli consiglia quali sono gli uomini validi in Sardegna a cui fare riferimento, e tra i nomi mette alcuni di Sant'Ursurgiu, ne mette 6 o 7 nomi, tra cui professor Cadello, che noi sappiamo benissimo che è un benefattore. Io adesso dico l'ultima frase e poi chiudi tu, perché poi devono venire qui a ricantare, procurate e moderare come lo cantavano allora, e cioè perché il professor Cadello mette 3 borse di studio per studenti seneghesi, e che queste borse di studio sono durate 150 anni, quasi tutti i seneghesi che dopo di allora sono andati a studiare sono frutto. È lo stesso motivo per cui a Sant'Ursurgiu gli sconfitti, perché poi la storia va avanti e fummo sconfitti, gli sconfitti scommisero sulla cultura e costruirono il collegio di Sant'Ursurgiu, e cioè noi siamo stati sconfitti, abbiamo perso, ma se i nostri figli studieranno, capiranno, conosceranno, ci saranno altre rivolte, il moto per la libertà continuerà. Questo è il messaggio del triennio rivoluzionario. Adesso l'ultimo passaggio a Federico. C'è anche un fatto militare, perché c'è la sconfitta degli angioiani sul ponte di Tramazza contro le truppe viceregge, quindi c'è questo fatto militare che poi, come diceva Salvatore, spinge Angioi a tornare a Sassari. A Pustisi si può narrare che Angioi ha fatto su banduleri, no? In sudisterru proite Corsica, Toscana, in su nord d'Italia, cercato de aere un abboio con Napoleone, appustisi a Marsiglia, appustisi in Francia, a Parigi, no? E in Parigi ha conosciuto generales e diplomaticos, homines e politicos importantes, no? Ha conosciuto su generale Bernadotte, che via generale maresciallo che appustisi ha truccato con Napoleone, è diventato un re di Svezia, no? Bernadotte. Ha conosciuto su generale Dupont, che ha dato bene di Angioi, ha conosciuto Belleville, Faipoul, ministros diplomaticos francesi sono che hanno mostrato stima manna pro Angioi, e Angioi a suo governo francese ha proposto un piano pro fondare, pro stabilire una
Repubblica Sarda ligata e alliata a Francia, una repubblica che devia da mantenere sa tradizione, sa cultura, sa religione mattessi della Sardegna, ma sena feudalesimo. Ed è cultus la cosa più importante, no? Proite ammentamus sos istoricos o chi devimus ammentare sos chi hanno studiato su chi hanno nato custusero, no? Sebastiano Pola, Antonio Boi, Carlino Sole, Tito Ru, Lorenzo Del Piano, che purtroppo ci hanno lasciato, Girolamo Soggiu, più di recente appunto Luciano Carta, Antonello Mattone, Piero Sanna, Carlo Pillai, ecco, ma sul problema Calette sa portata è proprio culta, no? Cioè una Sardegna senza feudalesimo. Ducas era un movimento progressivo, proite calecuno annato, è una rivoluzione di antico regime quella di Angioi. No, non è vero. È una rivoluzione che guarda verso il futuro e vuole togliere la Sardegna dal gioco del feudalesimo. E questo è un fatto assolutamente progressivo. Poi Angioi non si è fermato qui, no? C'erano nel movimento antiassolutistico antifeudale delle componenti più o meno radicali. Francesco Cilocco e Giacchino Mundolo erano più avanzati, erano meno moderati di Angioi. Comunque Angioi è arrivato a delineare questo progetto, scusate, di Repubblica Sarda legato alleata alla Francia. Aveva pubblicato documenti importanti, se no dell'archivio del suo Ministero dei Affari Strangers in Francia ha pubblicato su documenti del suo Ministero della Guerra, no? E agattamo proprio tutto questo documento di Angioi pro una Repubblica Sarda e dei diplomatici che viano francesi che viano amici di Angioi e ducas a questa idea, questo progetto pro suo tempo su benidore. Attenzione, come può truncare questa cosa, si sconfitta di Angioi non deve spingere a cuare, a menispressiare su che è successo. È un patrimonio umano meda, sa portata più umana che si storia della Sardegna fa mai conosciuto. Grazie. Grazie a Boreggio e al professor Francione, sono stata fatta una lezione di storia che secondo me è diventata per fare un maestro di scuola elementare a prima dell'ombre della sua università. Forse quando cominciamo a conoscere questa storia della terra nostra, saprei che io noesi e Zeus sicuramente qualche cosa in pruso a sospizio del nostro. Procurate moderare baronessa tirannia, che se no pro vita mia torrate sappe in terra, declarate già sa guerra contra sa prepotenzia. E comincia sa vassenzia e in suo popolo a mancare. Procurate moderare baronessa tirannia,
no aprete da si sprone a suo vero ronzeno, se noi mesu cammino sarempellata appurato, minzi che smale cansato e non devo de più su, finalmente affondi su sembra spindata vettare Procurate moderare, barone santi la mia, e se no provveda mia. in tempus estivo e circa da bade una frisca fonte te un trabanto siamo un travador da su un monte, badimbere 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 veda come desa che somma, balla come desa che nomma, usato zaga io badimbere badimbere ringraziare l'associazione Verda Sonoroa, Isa Crefio, toccando pure in nome a partecipare a questa bellissima manifestazione. Grazie e a Trosanos con saluto.